questa giornata volevo fare alcune domande specifiche per il nostro mondo, per le nostre imprese, soprattutto quelle micro e piccole che in questi momenti particolari dove con l'avvento dei dazi hanno, diciamo così, orizzonti diversi, vogliono riprogrammare la loro missione per l'esportazione e ci piacerebbe pensare di poterli avvicinare al mercato giapponese. Abbiamo capito in questa giornata che ci sono, diciamo, criticità dal punto di vista anche, diciamo così, del modo di approcciare questo mercato. Noi vogliamo creare opportunità alle nostre imprese come alle nostre missioni, quindi ci piacerebbe capire come poterle diciamo così, supportare nella fase iniziale per poi verificare se ci sono le condizioni e se c'è anche il margine per poter fare questa operazione, perché ho capito anche che la dimensione è una dimensione, diciamo, non di grandi numeri, ma inizialmente bisogna partire, si può dire, in punta di piedi, ecco, diciamo così. Quindi per noi è molto importante e lì c'è lo strumento sicuramente che per le nostre imprese può essere il più adatto. Assolutamente, noi peraltro abbiamo una collaborazione con CNA da molti anni e quindi possiamo continuare a erogare il nostro supporto anche alle piccolissime imprese che è vero che guardano a questo mercato un po' di diffidenza, essendo lontano geograficamente, lontano anche dal punto di vista culturale, ma potrebbe avere delle opportunità sempre se approcciato con una logica di lungo periodo e soprattutto analizzato nei suoi vari aspetti. Quindi prima di poter dare dei giudizi occorre ascoltare quello che le imprese hanno da offrire e qual è il proprio atteggiamento nei confronti comunque di un mercato complesso che va analizzato a fondo, va compreso, in modo poi da poter dare dei consigli proprio pratici per come potersi muovere e poter tracciare una strategia di approccio coerente con quelle che sono le caratteristiche del mercato. Cioè, noi quando rientreremo da questa missione faremo una mappatura con le nostre imprese per vedere eventualmente caratteristiche già più o meno accentuate all'interno delle singole imprese, poi terremo i rapporti per poter vedere di creare quelle opportunità per quelle aziende che possono già essere pronte oppure quelle che vogliono e hanno intenzione di mettersi in gioco in modo, mi è sembrato di capire, deciso e convinto per un mercato anche non di realizzo immediato ma di realizzo in lunga prospettiva soprattutto. Assolutamente sì, come abbiamo detto oggi è importante adesso il post e nel post noi siamo massimamente disponibili anche ad effettuare dei webinar, degli incontri online con le singole imprese in modo effettivamente da poterle consigliare in modo più opportuno circa le opportunità o meno di fare questi investimenti, perché questo è un paese dove vanno fatti degli investimenti di posizionamento e di proiezione e quindi occorre effettivamente verificare se l'impresa abbia l'istrumentarium appropriato per poterlo affrontare. Sicuramente però la cosa, io penso, positiva nel giorno di oggi che viene fuori in modo molto deciso è la grande affidabilità di questo mercato una volta che uno è riuscito ad entrarci, quindi un'affidabilità sia, diciamo così, di pagamenti, di serietà aziendale, ma anche di serietà nel momento che ci possono essere dei momenti di, diciamo così, di bassa, il rapporto è un rapporto sicuramente leale e non specificatamente spinto solamente sul punto commerciale. Quindi sì, assolutamente, mercato... come dicevamo precedentemente, questo è un mercato dove non conta solo la transazione, ma conta molto la relazione di lungo periodo che si riesce a instaurare con i propri interlocutori. Una volta che si è acquisita la fiducia e diciamo si è cominciati a lavorare con loro, questa fiducia viene mantenuta poi nel medio-lungo periodo e quindi questo è un asset fondamentale di cui le imprese devono prendere coscienza. Bene, allora assieme a CNA-ICE cercheremo di creare le condizioni per creare opportunità per le nostre imprese, per il bene della nostra Italia. Con grande piacere. Grazie a lei di nuovo, grazie a lei. Grazie.